Ritorna il derby con la Pro Favara dopo quasi 10 anni di assenza e come sempre attirerà sugli spalti numerosi tifosi di entrambe le fazioni. A sottolineare questa gara dal sapore antico la presenza di parecchi ex calciatori oggi in maglia giallo-blu, come Toledo, Trupia, Iannello, Spina, Brungo, Contino, lo stesso tecnico Giovanni Falsone. In queste ultime ore nell'Agragas si è registrato l'arrivo del forte centrale di centrocampo Giuseppe Pirrone, alcanese a classe 86 proveniente dalla CR Messina in Serie D, ma nel corso della sua lunga carriera ha indossato anche le maglie del Trapani e Ascoli in Serie B. Pirroni venerdì pomeriggio si è aggregato alla squadra ed ha svolto il suo primo allenamento con i nuovi compagni di squadra. Domenica sarà a disposizione del tecnico Corrado Mutolo per la partita di Coppa Italia contro la Propavara. La sfida di questo pomeriggio, che avrà luogo all'Esseneto a partire dalle ore 16:30, è stata affidata a Lorenzo Armenia di Ragusa, il quale verrà collaborato da Manfredi Canale e Giovan Battista Citarda, entrambi di Palermo. Infine si svolgerà mercoledì 4 settembre 2019 alle ore 11, presso la sede siciliana della Lega Nazionale Dilettanti, la conferenza stampa di presentazione della nuova stagione sportiva 2019-2020. Nell'occasione saranno resi noti alla stampa e alle società presenti i calendari dei campionati di eccellenza, promozione Serie C1 di calcio a 5. A fare gli onori di casa sarà il presidente regionale Santino Lopresti, che inoltre illustrerà le linee guida e i programmi della nuova stagione. Infine, proprio infine, questa e le altre gare di Coppa Italia che interessano la Serie D, vale a dire FC Messina Licata per l'eccellenza Canicattì San Cataldese con quest'ultima squadra affidata al tecnico Sebi Catania. In promozione invece sono in programma queste sfide: Casteltermini Camarat, Gattopardo Nissa e Unitas Sciacca contro l'Empedoclina.